Il consigliere regionale Marco Dolfin appoggia l'emendamento dell'assessore Marcato perché i benefici fiscali giungano anche alla zona logistica semplificata del Veneto e non solo alle zone economiche speciali del Sud Italia. In tal modo potrebbe trarre benefici anche l'area portuale clodiense. Ora la Regione si attiverà perché tale emendamento venga accolto anche a Roma. I benefici fiscali aiuterebbero a crescere tutto il territorio interessato, inclusa l'area portuale di Chioggia. Ricordiamo che la ZLS Porto di Venezia Rodigino rappresenta un progetto che è stato portato avanti con l'obiettivo di dare al Veneto uno strumento in grado di fungere da volano di sviluppo per tutta l'economia regionale. Si tratta di un'iniziativa potenzialmente in grado di determinare nell'arco del prossimo decennio un'occupazione addizionale pari a oltre 177.000 unità, un aumento dell'export fino al 40% in più rispetto a quello generato sul territorio, un aumento degli investimenti di 2,4 miliardi e un aumento del traffico container dell'8,4% medio annuo. Hai già fatto il cambio gomme? Per i tuoi pneumatici invernali o per quelli 4 stagioni, così da non pensarci più, vai da SD Auto a Borgo San Giovanni. Non solo te le cambiano, ma se in garage non hai spazio, tengono le tue in custodia. Da SD Auto, per la cura della tua auto a 360 gradi.